Conto la rovescia che si è azzerato per la quinta corsa. Una prova per 4 anni, non vincitori di 18.000 euro in carriera. Sono in 11 al via, con il numero 1 Che ti ama, 2 Chico De Gleris, 3 Corto Maltese, 4 Chagall Glory, 5 Caio Vettonio, 6 Carabiniere Pelle, in seconda fila 7 Sherry F, 8 Cosmos del Ronco, 9 Karatov West, 11 Claudia Feck, 12 Chris Allen. Questo è il campo dei partenti per questa quinta corsa dall'Arcoveggio di Bologna. Una prova con favorito il numero 8 di Cosmos del Ronco, preferito al 2 di Chico De Gleris e al 3 di Corto Maltese. Macchina che inizia a prendere velocità e li lascia davanti alle tribune, con Chico De Gleris e Corto Maltese che vanno in lotta. Corto Maltese che mette qualcosa avanti a Chico, il quale però rientra e fa intendere di voler correre al comando. Corto Maltese cerca posto allo steccato e lo trova avanti a Chagall and Glory. In quarta posizione invece è partito bene Claudia Fegg. Il primo ottavo di miglio se ne va in 14,6 con Chico De Gleris in vantaggio su Corto Maltese, in terza posizione Chagall and Glory, in quarta Claudia Fegg. Poi ancora Karatov West, quinto allo steccato, mentre di fuori si ritrova Caio Vettonio, 33 per il primo quarto di gara. Chico De Gleris avanti a Corto Maltese, prova l'avanzata esterna Caio Vettonio, mentre è rimasto lontano e fuori corsa Cosmos del Ronco. E 600 se ne vanno in 47. Chico De Gleris che guida su Corto Maltese, Chagall and Glory, Caio Vettonio sempre di fuori avanti a Carabiniere Pelle, il quale si porta in scia Sherry F. Tanto la metà gara se n'è andata in 1-2 abbondante. Chico De Gleris che continua da leader, Caio Vettonio che si avvicina pian piano al largo. Il primo chilometro se ne va in 1:18,2. Un Chico De Gleris sempre avanti a Corto Maltese, dà il parziale ora in mezzo alla pista Carabiniere Pelle, prova ad attaccare numero il leader 1 Che ti ama, dritta di là in squalificato. 14,7. Chico De Gleris attaccato severamente da Carabiniere Pelle che mette qualcosa avanti all'avversario, poi Corto Maltese chiuso allo steccato da Caio Vettonio. A metà della curva conclusiva Chico De Gleris prova a vendere cara la pelle, Carabiniere Pelle è sempre qualcosina avanti al rivale ma si allarga, si infila tra i cavalli Corto Maltese, va di dentro Chagall and Glory, Corto Maltese che va su Chico De Gleris, in mezzo alla pista c'è ancora Carabiniere Pelle ma Corto Maltese nel finale vince netto su Chico De Gleris. Al terzo posto arrivano vicini Chagall and Glory e soprattutto Caio Vettonio che ha corso bene tutta al largo. 1:16,1 ragguaglio cronometrico da secondo in corda Corto Maltese, Antonio Greppi, Michela Racca e la proprietà di Gabriele Paggetti vengono a vincere questa quinta corsa dall'Arcoveggio nel finale. Riapprezziamo nelle immagini il successo di Corto Maltese, ringraziato dal proprio interprete. Secondo è Chico De Gleris, al terzo Caio Vettonio.